una definizione di approcci plurilingue può essere quella che propongo io, che è un po' un insieme di diverse definizioni date da diversi studiosi, cioè sono degli approcci che vanno a promuovere l'apprendimento di diverse lingue, ma nello stesso momento. Quindi un apprendimento linguistico, ma anche una maggiore consapevolezza della lingua, una maggiore consapevolezza delle culture che stanno dietro le lingue. E c'è la possibilità anche per degli approcci plurilingue di differenziare le competenze. Cosa significa? Significa che gli approcci plurilingui sono diversi. Il CLIL forse è quello che ultimamente va per la maggiore, nel senso che ha avuto adesso un'estensione, una diffusione notevole grazie anche al fatto che il Ministero l'ha reso obbligatorio dall'ultimo anno per la scuola secondaria superiore di secondo grado, quasi tutte, poiché gli istituti professionali non si capisce perché ne avrebbero bisogno anche loro, insomma alla fine preparano per delle professioni molto pratiche, per cui però un altro degli approcci che forse si conosce bene ma che almeno a me interessa tantissimo è ad esempio l'intercomprensione. Parlava prima la dottoressa che era seduta qua, Cremaschi, diceva mi piacerebbe che quando facciamo il consiglio i consiglieri capissero, perlomeno, non dico parlassero le 4 lingue, ma almeno capissero le lingue degli altri. Ecco, l'intercomprensione è un approccio plurilingue che mira a questo, cioè a sviluppare delle strategie per cui ciascuno continua a parlare la propria lingua ma riesce a capire le lingue dell'altro. Ci sono dei metodi proprio che dimostrano come in pochissime ore, anche 20-30 ore, sia possibile arrivare alla comprensione ad un livello soglia, quello che citavamo prima, quindi un livello B2, in comprensione scritta, se non altro, ad esempio di tutte le lingue della stessa famiglia. Quindi io in 20-30 ore al massimo riesco a leggere degli articoli di giornale e capirli, partendo dall'italiano, in romeno, spagnolo, catalano, francese e portoghese. Si fa, ed è molto interessante vedere questo approccio anche nei bambini, proprio perché c'è, e probabilmente ne parlerà la professoressa Curci, c'è questa flessibilità proprio nell'apprendimento e nel passare anche da una lingua all'altra che ovviamente l'adulto non ha più. Allora, concentriamoci quindi oggi principalmente su uno di questi approcci, in particolare sull'approccio CLIL, che sappiamo, probabilmente tutti ne avete già sentito parlare, soprattutto ultimamente. Appunto si tratta di Content and Language Integrated Learning, quindi l'apprendimento integrato di contenuto, prima contenuto e lingua. Brevemente è un acronimo che viene utilizzato per identificare tutti i programmi in cui una lingua seconda o una lingua straniera, la differenza tra lingua straniera e lingua seconda è che la lingua straniera è quella che io studio ma non viene parlata nel contesto in cui vivo, quindi in pratica è lo studio dell'inglese in Italia. La lingua seconda invece è la lingua che si trova all'interno del contesto in cui vivo, quindi può essere il friulano per alcuni italiani o l'italiano per alcuni friulani, quindi a seconda. Ma il CLIL può essere anche utilizzato utilizzando come lingua veicolare, grazie, la lingua minoritaria, e quindi come il caso di cui parleremo oggi, appunto del friulano, per insegnare ovviamente delle materie scolastiche diverse da quelle prettamente linguistiche. L'approccio CLIL in che cosa consiste? Nel promuovere sia l'apprendimento del contenuto che l'apprendimento linguistico, e deve essere una promozione che avviene simultaneamente, in parallelo, cioè quando faccio CLIL la crescita, gli obiettivi che io devo porre per poi la preparazione dei materiali per l'insegnamento eccetera devono essere sia di contenuto disciplinare sia di lingua. In questo il CLIL si differenzia
differenza da altri approcci plurilingua, ad esempio, e anche dagli approcci per immersione, dal bilinguismo, eccetera, eccetera, o anche solo da quegli approcci che sono più mirati all'insegnamento del contenuto ma non prestano molta attenzione alla lingua. E infatti qui dice che la crescita linguistica non è né automatica né senza problemi. Quindi nel momento in cui la lingua è obiettivo del mio insegnamento e per gli studenti del loro apprendimento, è necessario costruire tutta una serie di strategie perché quella lingua venga appresa. Ok? Questo è un quadro per far capire a grandi linee che cosa può essere definito CLIL e cosa può essere definito non CLIL. Il problema oggi è che ci sono sempre più sperimentazioni sul CLIL, anche molte volte senza la dovuta preparazione metodologica da parte dei docenti, perché tante volte si parte, si va in classe per la fretta e per un po' il ritardo anche delle istituzioni nel far fronte alla formazione che era necessaria nei tempi previsti, e per cui ci si trova un po' a sperimentare il CLIL, ma sempre col dubbio che non si sa se effettivamente quello che poi si mette in atto è effettivamente qualcosa che rispecchia la metodologia e quindi i principi fondanti del CLIL oppure no. Qui è utilizzato. Se saliamo vediamo che ci discostiamo, siamo sempre nel CLIL, ma è un CLIL orientato alla disciplina, in questo caso sempre la chimica. Si fa chimica in inglese, l'insegnante di inglese dà un supporto, quindi l'insegnante di inglese funge solo come supporto linguistico ai contenuti disciplinari. Non è CLIL, ma è chimica in inglese, che è un'altra cosa rispetto al CLIL. Si fa chimica utilizzando la lingua inglese senza alcun interesse per l'eventuale acquisizione dell'inglese. Ora qua l'esempio sull'inglese perché la tabella parlava del CLIL in inglese, ma potete mettere al posto dell'inglese ovviamente qualsiasi lingua veicolare. Andando invece più in basso, quindi spostandoci verso il non CLIL ma dalla parte della lingua, vediamo che un CLIL orientato sull'inglese sono quei progetti spesso interdisciplinari in cui i contenuti chimici danno i contenuti a moduli eseguiti poi in inglese. È spesso quello che succedeva fino a qualche tempo fa quando erano gli insegnanti di lingua che proponevano i moduli spesso interdisciplinari appunto di disciplina in lingua straniera. Non è CLIL invece quando si fa una lezione di microlingua, quindi quando gli obiettivi sono ovviamente puramente linguistici, perché i contenuti, ad esempio devo scrivere una lettera commerciale in tedesco, la so già scrivere in italiano la lettera commerciale, devo solo imparare a scriverla con la microlingua del tedesco, quindi i contenuti sono già appresi, gli obiettivi disciplinari sono già appresi, è solo uno switch rispetto alla lingua. Ok. Allora, se ci sono degli approcci, se c'è un approccio c'è anche un metodo, ossia il modo di trasferire quell'approccio in didattica. Allora qual è il metodo CLIL? Se c'è un metodo CLIL. Gisela Langer del Ministero appunto che da tantissimi anni lavora sul CLIL per sperimentazioni, per introdurlo anche proprio a livello curricolare, scrive che il CLIL non rimanda a una metodologia specifica, cioè non c'è un metodo preciso di CLIL, però è vero anche che il CLIL si appoggia su metodi interattivi, sull'utilizzo del cooperative learning ad esempio in classe, e soprattutto su una lingua che non è solo verbale ma che deve avere i supporti anche dei codici non verbali, proprio per aiutare la comprensione del concetto. Ci sono comunque dei principi quindi su cui il CLIL si fonda. Allora, Janke e Mayer, che sono due ricercatori tedeschi, scrivono che la lezione CLIL è soprattutto interazione. Perché? Perché se gli obiettivi, abbiamo detto, oltre che disciplinari, sono anche linguistici,
I ragazzi imparano la lingua solo se la parlano, se la usano, altrimenti se è l'insegnante che la usa con la lezione frontale è l'insegnante che impara e usa la lingua, non sono gli studenti, quindi bisogna farli parlare. L'uso quindi della lingua straniera o della lingua seconda, come è il caso ad esempio del friulano, nella classe CLIL rende quindi prioritaria la comunicazione fra gli studenti. Il secondo punto è che l'apprendimento in CLIL è costruzione del sapere, non trasmissione, dice Wolf, altro ricercatore di CLIL tedesco. Cioè bisogna per forza passare per una didattica esperienziale, una didattica che porta gli studenti a manipolare i materiali, a scoprire i contenuti, a fare delle cose con quei concetti, a rifare, a rielaborare quei concetti, a supposizioni, fare ipotesi, risolvere dei problemi, eccetera. E tutto questo porta gli studenti a sviluppare delle strategie cognitive, metacognitive, di organizzazione del sapere diverse rispetto a quello che di solito sviluppano in lingua materna. Quindi anche una promozione dell'autonomia di apprendimento. Inoltre in CLIL la lingua viene appresa in modo naturale. Che cosa significa? Che gli studenti non sono concentrati sul fatto che stanno utilizzando una lingua straniera per apprendere, ma sono concentrati su quello che stanno facendo con quella lingua, ok? E questo porta ad un contesto naturale di apprendimento della lingua. Se noi pensiamo alla classe di lingua, ci sono delle sequenze con cui vengono proposti ad esempio gli elementi grammaticali, per cui prima dovrò fare il presente, poi farò il passato, poi farò il passato remoto, poi farò, dopo dipende da che lingua, il present perfect piuttosto che il simple past in inglese, eccetera, eccetera. E quindi c'è una sequenzialità. In CLIL questo non succede ed è anche un po' la paura degli insegnanti che devono proporre questi testi molto complessi anche dal punto di vista grammaticale o delle strutture linguistiche che i ragazzi non hanno ancora appreso, che magari si ritiene siano troppo difficili. Come il bambino apprende la lingua, quindi in modo naturale, senza una progressione, così succede nel CLIL. Quindi non devo affrontare un testo perché c'è una struttura troppo complessa, spiegherò quella struttura prima di affrontare quel testo in modo che non sia più un problema di comprensione, un ostacolo per la comprensione del testo e del concetto stesso. Okay? Ovviamente il CLIL comprende una dimensione interculturale perché è una delle finalità intrinseche dell'utilizzo di un'altra lingua, quindi di vedere il mondo anche, di capire concetti e testi da un'altra prospettiva ed è un approccio che si concentra, dà valore non solo al prodotto finale, quindi è importante sì l'apprendimento che ne deriva, ma è importante anche il come lo studente arriva ad avere quell'apprendimento, quindi quali sono le strategie che mette in atto, quali sono i processi mentali che sviluppa per arrivare a quel prodotto. Arriviamo dunque alle sfide del CLIL, quindi metà del titolo dell'intervento. Allora, le sfide del CLIL e anche le sfide del CLIL in lingua friulana, che sappiamo essere diverse da ovviamente il CLIL in lingua inglese. Il CLIL nelle lingue seconde o nelle lingue straniere che non sono l'inglese e nella lingua friulana ovviamente ha delle opposizioni diverse rispetto al CLIL inglese, dove la motivazione di partenza è una motivazione strumentale talmente forte che giustifica il fatto stesso di aumentare lo sforzo cognitivo per gli studenti e lo sforzo di preparazione per gli insegnanti. Quindi la motivazione di partenza è sicuramente una delle prime sfide da vincere.
una motivazione che parte appunto dalla società, dalla comunità. Parlo ad esempio del friulano. Ovviamente la situazione e la motivazione di partenza incidono moltissimo su tutte le azioni che vengono poi intraprese a livello proprio poi politico, a livello della scuola, perché se poi è la scuola a riconoscere, parliamo ora della lingua friulana, come una lingua curricolare e darle importanza proprio formale, significa poi che la motivazione va a ricadere anche sulle attività degli insegnanti, sulla convinzione delle famiglie e sugli studenti. Non ho messo a caso gli studenti alla fine di questa parentesi proprio perché è su di loro che ricade la motivazione di tutti gli altri attori coinvolti, perché alla fine la motivazione degli studenti a scuola è una motivazione strumentale. Loro sono interessati al voto, loro sono interessati a fare quello che bisogna fare per, e quindi se la lingua friulana viene in un certo modo formalizzata all'interno della scuola, o comunque viene promossa con attività di sperimentazione riconosciute e progettate, allora ovviamente si può sperare che anche gli studenti siano più propensi all'uso della lingua friulana. Un'altra sfida importantissima è quella che riguarda l'organizzazione, perché si diceva prima e si vede, insomma, per chi è incominciato da quest'anno, dall'anno scorso a fare CLIL, fare CLIL l'ultimo anno della scuola secondaria lascia un po' il tempo che trova, nel senso che non possiamo di certo mirare allo sviluppo di tutti gli obiettivi di cui si è parlato prima. È sicuramente una sensibilizzazione, sicuramente un input linguistico in più, una ricchezza di un'esperienza nuova, però non può avere quegli obiettivi appunto di bilinguismo di cui parlavamo prima. Cosa diversa invece è parlare di un curriculum che sia verticale. Ecco, allora penso è nell'ultima slide, quando cito i principali progetti che sono stati fatti in lingua friulana. Pochi anni fa è stato fatto un progetto di lingue minoritarie promosso dal Ministero in tutta Italia. Allora lì già c'erano gli insegnanti della scuola dell'infanzia che progettavano percorsi di lingua veicolare in friulano. Allora, già partendo dalla scuola dell'infanzia e poi un curriculum verticale con la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, allora già il percorso e il discorso è diverso. La necessità anche di selezionare quello che io devo fare in CLIL. Una testa ben fatta al posto della testa piena di Morione, no? Quindi riuscire a capire quali sono i concetti principali che voglio che i miei studenti apprendano e con loro ragionare, approfondire quelli. Ci sono delle ricerche che dimostrano come in effetti anche l'apprendimento CLIL riesca a raggiungere dei buoni risultati quando gli studenti riescono a concentrarsi bene su pochi concetti, approfondirli bene e anche a distanza di tempo riescono a memorizzarli e li hanno interiorizzati meglio di compagni che magari hanno affrontato gli stessi argomenti in lingua materna, proprio perché il modo e il tipo di approfondimento che è stato fatto è stato diverso. Altra cosa fondamentale è, ed è anche questa una grandissima sfida nella scuola, la collaborazione fra il docente di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera. Perché? Perché hanno competenze diverse, devono essere per forza integrate nel momento in cui io vado a proporre ai miei studenti un apprendimento integrato di contenuto di lingua che abbia degli obiettivi di contenuto disciplinare e di lingua. Anche nel caso del friulano, in cui un insegnante di disciplina può essere madrelingua friulano, quindi non ha un problema di competenza linguistica in quel caso, perché la competenza linguistica è di madrelingua. Comunque ci sono delle difficoltà di apprendimento linguistico dei ragazzi rispetto ai concetti, rispetto ai testi, che vanno facilitate, e un insegnante di lingua straniera ha le competenze, le tecniche didattiche per
riuscire a facilitare i testi, riuscire a supportare l'apprendimento linguistico. Quindi anche in quel caso, nonostante l'insegnante di disciplina possa essere madrelingua nella lingua che utilizzerà come veicolo d'apprendimento, comunque la collaborazione con docente di lingua straniera è fondamentale. I materiali, altra grossissima sfida per chi fa CLIL in generale. Per chi fa CLIL in inglese un po' di meno perché c'è sempre di più sul panorama, per chi fa CLIL nelle altre lingue c'è comunque anche qualcosa che si può trovare, per chi fa CLIL in friulano è tutto da creare, tutto da inventare, soprattutto poi la didattizzazione dei materiali stessi. Quindi anche questa è un'altra sfida da mettere in conto quando si vuole approcciare il CLIL.